chiesto appunto a Zaia di poter conferire a lui un mandato in un certo senso, quindi dargli un testimone, e figurativamente sarà la consegna di una nostra toga, perché possa continuare la battaglia per il Tribunale. Lunedì dunque passaggio di testimone al governatore del Veneto Luca Zaia dall'Ordine degli Avvocati di Bassano, realtà che cesserà di esistere il 31 dicembre prossimo. Così vuole la riforma della geografia giudiziaria, che ha già spazzato via il Palazzo di Giustizia di Via Marinali, lo stesso definito anche da Zaia per efficienza, tempi d'azione, professionalità e competenza, l'8° Tribunale del Veneto. E il presidente della regione sarà ricevuto in quello che avrebbe dovuto essere il nuovo tribunale, una cattedrale oggi vuota e inutile, costata 12 milioni di euro. Una battaglia che l'ancora per poco presidente dell'Ordine degli Avvocati Bassanesi Savio è convinto si debba continuare, ma a una condizione. Se cambiasse qualcosa, se ci fosse una nuova stagione politica, se ci fosse un cambiamento, penso che la bontà del nostro progetto non potrà non venire considerata. Ma tutto quello che è stato fatto fino ad oggi però è brutto da dire, ma è così, non è stato preso in considerazione, non è stato assolutamente ascoltato. No, la cosa triste è quella, che pur essendo una battaglia giusta, una battaglia che è fatta per i cittadini a tutti gli effetti, dimostrata poi col caos che adesso abbiamo a Vicenza, pare non sia servita a nulla. E lei ha potuto toccare direttamente con mano com'è la situazione a Vicenza. Sì, purtroppo a Vicenza stiamo toccando il peggio della riforma. I legali bassanesi si rivolgeranno dunque per l'ultima volta, uniti come ordine, alla sola persona che li ha sempre sostenuti e appoggiati nella loro battaglia, il governatore Zaia. Da lui c'è stato sempre un appoggio pieno, quindi a livello regionale non devo dire nulla, anche perché è stata l'unica regione, il Veneto, che ha sostenuto il suo tribunale in cancellazione, quindi di questo devo solo dire grazie a Zaia.